Beh, questa è stata una scelta dettata dal fatto che avevamo bisogno di più spazio per crescere e anche poi a seguito dell'incendio di 3 anni fa avevamo capito che dovevamo realizzare uno stabilimento nuovo con canoni sicuramente più moderni. Siamo venuti a Sacile perché avendo gran parte dei collaboratori di Sanfior non potevamo distanziarci troppo perché altrimenti li avremmo persi. E un'area come questa di 7 ettari l'abbiamo trovata unicamente qui oppure alle porte di Treviso, ma era più scomoda. Devo dire che con il cuore siamo rimasti a Conegliano, con la testa siamo qua a Sacile, dove grazie alla collaborazione non solo della Regione Friuli ma anche interregionale con la Regione Veneto siamo riusciti a edificare lo stabilimento con tempi assolutamente importanti. Una scelta in controtendenza visti i tempi, quindi è anche un segnale di ripresa, un segnale che si può andare avanti, un segnale che si può ricominciare. Ma questo assolutamente, io credo che un imprenditore ha il dovere dell'ottimismo, altrimenti è meglio che cambi mestiere. E anche l'inaugurazione di quest'oggi testimonia con quanto ottimismo guardiamo il futuro. Poi io dico sempre, il nostro nonno ha inaugurato la sua fabbrica dopo la prima guerra mondiale, il nostro padre dopo la seconda, noi manteniamo la tradizione e lo facciamo dopo una crisi sanitaria mondiale. Stiamo parlando di un'azienda che è stata sostanzialmente per più di oltre 2 secoli in territorio trevigiano a Conegliano, prima a Sanfiora all'inizio e poi direttamente a Conegliano. Oggi, come accade sempre nella storia dell'azienda, c'è questo trasferimento, ma insomma un trasferimento che vede ancora tutte le maestranze del territorio coneglianese, vede tradizione, vede a 80 bottai e questa è un'azienda che realizza un quantitativo equivalente di botti per 100.000 ettolitri all'anno nel mondo. Quindi non c'è cantina del mondo che non abbia una botte di garbellotto. Beh, direi di sì, un grande biglietto da visita, visto e considerato che quando si parla di garbellotto si parla di una realtà internazionale, si parla di un ambasciatore non solo del comparto enologico, non solo di Conegliano, non solo scuola enologica, ma anche di tutto quello che è l'identità dei territori, il saper fare, la maestria di questi 80 bottai che sono degli autentici artisti. È un inno all'ottimismo, quindi ci serviva. Inaugurare adesso significa guardare al futuro. Io poi mi sento da piccolo vignaiolo, mi sento come un cattolico che entra per la prima volta a San Pietro, insomma questa è la cattedrale del Barrica, qui ci sono le sfumature, è un mondo meraviglioso, è veramente un mondo meraviglioso. Sono venuto per rendere omaggio a una grande azienda del Made in Italy, una grande azienda di grandissimo artigianato, veramente artigianato artistico. Sì, oggi siamo qui a inaugurare una grande impresa che fa botti, quindi legato tutto al tema dell'enogastronomia, che è uno dei temi fondamentali della ripartenza enogastronomica collegata al settore turistico, soprattutto nelle aree trevigiane, penso in particolare alla pedemontana trevigiana, quindi all'area delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e qui alle mie spalle abbiamo tra l'altro un esempio di ricettività innovativa riconosciuta dalla legge regionale, che è una grande botte che di fatto si trasforma in ricettività, cioè perché dentro qua abbiamo la possibilità di venire a dormire, a soggiornarvi. Anzi, dico che il tema del Covid ci insegna non solo a aumentare la qualità dei nostri servizi, ma anche l'accoglienza. Non a caso abbiamo l'altro giorno spinto quella che è la carta dell'accoglienza con i 10 valori condivisi in Regione Veneto, e poi tutto il tema dell'enogastronomia, del turismo slow, lento e green, verde sul territorio è importante. Ecco perché per esempio anche un imprenditore che fa botti, che fa altro, si sposa perfettamente con questa filosofia e si può intrecciare l'aspetto enogastronomico con l'aspetto turistico, e oggi ne abbiamo un esempio. Abbiamo visto una meraviglia, stiamo vedendo una meraviglia, è veramente una cosa entusiasmante. È una storia di una famiglia e di un prodotto che ha invaso il mondo e peraltro, come hanno detto bene i governatori, persone che piene di valori, che hanno saputo vivere la comunità, dar lavoro, rispettare i loro dipendenti, veramente un assemblaggio tra vino e umanità.